Primo festival della fisarmonica con l'amico Fabrizio Annis. Da dove arrivi, Fabri? Allora, Segario, praticamente un paesetto del Medio Campidano. Bene. E niente. Da quanti anni suoni lo strumento? Ma allora la fisarmonica è una passione che ho da quando avevo 8 anni, quindi praticamente siamo intorno ai 40-42 anni che la suono. L'ho studiata in conservatorio, l'ho studiata un po' con gli insegnanti, ho studiato anche pianoforte in conservatorio, composizione, quindi mi ha aiutato per esprimere, trasportare l'esperienza del pianoforte alla fisarmonica. Per te è la prima volta in Ogliastra? No, assolutamente no, vengo spesso, faccio parte di vari gruppi musicali, quindi vengo spesso a esibirmi. Allora ringraziamo l'amico Fabrizio che arriva dal Medio Campidano, dalla bellissima Segariu. Buona serata e ci vediamo più tardi. Certamente, adesso iniziamo con gli spettacoli, quindi ci esibiremo un po' tutti lì sul palco in onore di Bruno. Grazie Fabrizio, buona serata. Fabrizio, la Segariu. Se c'è qualche signora che vuole ballare, io sono pronto per la cosa inizia, un valzer? Se c'è una signora che vuole ballare con me.
Complimenti anche a Fabrizio Annis con questi 3 balli, come li conoscono in Sardegna. Mi ricordo un ballo liscio. Sì signore, anche uno ruvido. Grazie Fabrizio. Adesso ti dovrebbero consegnare anche a te una targa ricordo, se c'è Alessandro.